se Isè della parte istriana, l'Istria era più legata a Venezia rispetto a Fiume. Fiume era più legata a Trieste. No, però comunque conosco di sicuro, perché quella zona siamo di casa. Tra l'altro lì è una zona clientela ricchissima e uno dei suoi vicini di casa è uno dei soci di Pente. Sì, ma lì hanno costruito tantissimo negli ultimi 10-15 anni. Anche Luka Modric conosci il calciatore? No, gioca al Milan adesso. Boh, comunque anche lui c'ha casa lì, almeno l'aveva, adesso forse ha venduto, non so. È una zona molto interessante, in realtà è in continua crescita proprio grazie al vino, e noi come Unione Italiana in realtà col Comune, è un progetto che avevo ideato io, abbiamo fatto un progetto che si chiama Viva Vino Visinada e in effetti facciamo un percorso culturale. Ben ritrovati in studio, regia datemi conferma se siamo in diretta perché abbiamo appunto... Perfetto, eccoci, allora ben ritrovati, siamo in diretta al nostro approfondimento quest'oggi dedicato a un progetto molto importante, si chiama Stile Italiano ed è un progetto tra Italia, Slovenia e Croazia e promuove le eccellenze locali. Ne parliamo quest'oggi in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito, iniziando da Marin Corva, Presidente della Giunta Esecutiva Unione Italiana. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno anche a lei. Do il benvenuto anche ad Alberto Pierobon, amministratore delegato di MAP 3 Studio. Buongiorno. Buongiorno Alice. E ad Andrea Seno, titolare di Biscotteria Veneziana e ci ha portato qualche dolcezza che poi insomma racconteremo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a Vittorio Baroni, fondatore di Europa Adriatica Nord-Est. Buongiorno. Allora io parto da lei Marin Corva perché dobbiamo raccontare un progetto molto importante, si chiama Stile Italiano ed è promosso da Unione Italiana, che è un'organizzazione che rappresenta sostanzialmente, poi ce lo racconterà ancora meglio lei, la comunità italiana sul territorio di Croazia e Slovenia. Che cosa racconta questo progetto Stile Italiano? Già il nome racchiude molto, no? Sì, in effetti noi che siamo la comunità degli italiani, circa una trentina di migliaia di persone che ancora abitano su quel territorio, abbiamo deciso di promuovere un po' l'imprenditorialità dei nostri connazionali e l'imprenditorialità anche di coloro che sono arrivati nella nostra zona dalla penisola di recente, anche creando poi dei diciamo, punti di produzione o comunque di imprenditoria. Il senso era quello di promuovere l'attività imprenditoriale dei connazionali, però il fine ultimo, l'obiettivo ultimo era quello di consentire poi agli imprenditori di creare dei posti di lavoro, perché effettivamente il problema che abbiamo, un po' il problema anche dell'Italia, è quello della fuga dei cervelli. Dunque abbiamo tantissimi nostri giovani che purtroppo per lavoro si spostano, escono dal territorio e così un po' diciamo così impoverendo la nostra realtà, e dunque proprio attraverso l'imprenditoria e attraverso questa piattaforma che in effetti promuove l'imprenditoria italiana sul territorio croato e sloveno, di questa parte, di questa piattaforma ne fanno parte anche aziende ovviamente di connazionali residenti diciamo locali e di connazionali che, come ho appunto spiegato prima, che in pratica arrivano lì per motivi economici, e il tutto è stato realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio italo-croata, con l'ICE di Zagabria, ovviamente con l'ambasciata di Zagabria, e adesso ecco, stiamo promuovendo questa piattaforma per ovviamente arricchirla ulteriormente. Un'unione di intenti, quindi una grande sinergia che ha già visto 185 imprese di diversi settori aderire a questo progetto, corretto? Sì, in realtà ecco, in crescita costante, dunque adesso magari abbiamo anche superato questo numero. L'intento è quello di creare per appunto una rete di imprenditori per favorire quello che oggi ecco, si spesso chiamano il B2B, però anche il B2C, cioè in effetti il contatto tra
aziende e il contatto tra aziende e consumatori ultimi, per appunto ovviamente per promuovere questi produttori, questi imprenditori, perché quello che era il nostro intento, ovviamente sappiamo molto bene la Croazia vive di turismo, anche in parte la Slovenia, dunque c'è un afflusso insomma, importante di turisti dall'Italia che visitano la nostra zona annualmente. Spesso e volentieri ci capita però che non conoscono la storia della nostra zona e dei nostri territori e attraverso questa piattaforma però hanno l'occasione di conoscerla anche nel contesto diciamo economico, turistico, imprenditoriale, perché la certezza che noi diamo attraverso questi nostri imprenditori è quello che il visitatore che arriva dall'Italia, comunque italofono, dunque che parla la lingua italiana, attraverso questa piattaforma trova dei punti di vendita, dei ristoratori, dei albergatori che ovviamente sanno perfettamente la lingua italiana, consentendo loro di avere un percorso molto più piacevole. Certo. Vittorio Baroni, insomma un progetto come abbiamo detto che unisce ma che punta anche alla valorizzazione delle nostre eccellenze, dei nostri territori, di questo connubio e di questo legame. Europa Adriatica Nord-Est, di cui lei è fondatore, anch'esso è un progetto che vuole unire, un ponte davvero di cooperazione tra Italia, Croazia e insomma è un progetto anche questo che avete coltivato nel tempo e che sicuramente rientra in questa iniziativa. Sì, noi praticamente oggi sentiremo poi dai gelati, dai biscotti, loro sono ponti già di per sé, perché loro esportano già, hanno già i collegamenti, poi grazie anche allo stile italiano poi sentiremo parlare. No, io direi possiamo vedere dove siamo partiti però. Certo. Noi siamo partiti. Chiediamo alla regia, chiedo alla regia di mostrarci le immagini che sto mostrando dal PC, perché cominciamo con un documento molto importante. Ecco, questo ad esempio è il primo passo fatto con imprenditori, sono professionisti, ingegneri, l'ordine ingegneri che quest'anno fa anche il centenario. Anzi vi invitiamo a partecipare agli eventi, alle mostre a Venezia, a Chioggia, Mestre, Chioggia, San Donà di Piave, e questo è il documento principale. Da qua con gli ingegneri, con l'ente del turismo di Lussempiccolo, il comune di Lussempiccolo, con la comunità italiana di Lussempiccolo, con l'aeroporto Nicelli e con diciamo la Jadranka Tourism abbiamo firmato questa intesa. Qua abbiamo brindato col Bellini, eravamo a San Donà di Piave qua con una famiglia straordinaria che ci ha sempre fornito per i brindisi il Bellini, e possiamo proprio vedere anche, siamo andati a vedere anche a Lussempiccolo perché gli ingegneri, perché là hanno il problema delle acque alte, come ce l'abbiamo noi qua a Venezia. Là a Lussino le acque alte sono più rapide, come tipo tsunami, salgono e scendono, addirittura invadono il centro di Lussempiccolo per ore e hanno creato dei danni. Come vediamo qua proprio, eravamo con la sindaca Anna Kucic, il Marincorve e tutti gli ingegneri. Qua siamo proprio in sopralluogo con il Neresina, che è questa barca, questo veliero bellissimo che hanno a Lussempiccolo, che stiamo andando a vedere le bocche, le 3 punti dove entra l'acqua alta. Ecco, questo dura ancora, però per farvi capire che siamo andati a fare un qualcosa di imprenditoriale, di pubblica utilità. Ecco, e poi qui con questo sogniamo, perché quest'acqua meravigliosa davvero ci fa sognare. È caduto il microfono, lo appoggi pure sul tavolo, Vittorio. Ecco che bella, guarda, che tutta l'Istria, Dalmazia, il Quarnero ha quest'acqua qua che assomiglia all'acqua nostra, è la stessa acqua, solo che là c'è la roccia, da noi abbiamo la sabbia, ma è un'acqua che ci unisce e noi costruiamo i ponti. Un altro ponte l'abbiamo costruito con l'intesa Europa Adriatica Nord-Est, la Fenice. Se possiamo vedere, ora lo mostriamo, chiedo alla regia di seguirmi perché abbiamo un po' di documenti meravigliosi da mostrare. Sì, ecco, questo è la Fenice, qua siamo diventati 18, siamo cresciuti. Qua abbiamo avuto anche Confindustria, la Coldiretti, la Confcommercio, sempre gli ingegneri, sempre l'aeroporto Nicelli, i comuni di Venezia, il comune di Lussino, è venuta anche qua la sindaca. Ecco qua siamo i firmatari, guardate. Poi siamo stati alla Fenice, ecco questa è l'immagine proprio dentro la Fenice, l'immagine di gruppo. Poi siamo stati a vedere il Mose, siamo andati al Nicelli, abbiamo fatto grazie a Nicelli anche i voli con l'aereo, insomma è stata un'esperienza bellissima. E poi c'è un altro argomento importante, le scuole. Noi abbiamo coinvolto le scuole del nord-est, del Veneto, 3, Venezia,
Vicenza e Treviso con l'Engem, i padri Giuseppina del Murialdo, e abbiamo coinvolto le scuole italiane dell'Unione Italiana a Rovigno, a Pola, e quest'anno coinvolgeremo anche quella di Fiume, e qua è nato un progetto bellissimo con la legge regionale del Veneto, con Ciambetti che ci ha sostenuto. Qua vediamo le scuole, sono professionali, soprattutto imparano mestieri questi, e noi siamo proprio in linea con i mestieri, perché loro imparano a fare il turismo, imparano a fare gli abiti, imparano a vogare, imparano a gestire un'impresa turistica e tanti settori, e a fare amministrare, l'estetica, ecco. E le scuole praticamente poi ci hanno portato invece col Meeting Nord-Est a Venezia, a Trento, a Pordenone con la Coldiretti, e fino ad arrivare al gemellaggio. Ora lo vediamo. Regia, vi chiedo scusa, ma devo saltare da un'immagine all'altra. Questo è il gemellaggio fatto con le scuole, firmato e timbrato presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, era presente la vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, e questo è un momento molto importante perché era nel giorno in cui è stata intitolata la Basilica di San Marco a San Marco. Quindi abbiamo unito anche, ecco qua siamo proprio nell'androne di Palazzo Ferrofini, e questa è una foto bellissima perché c'era anche Aliata, c'era Sguairo, i sindaci di Rovigno, di Pola, cioè è proprio bello, insomma, i presidi delle scuole, la Big Vocal Orchestra col maestro di Murano, abbiamo il presidente di Gondolieri, la campionessa del Remo, insomma bellissima, è stato Maricorva là con noi, i ragazzi con gli abiti fatti da loro del Settecento, quindi un'esperienza unica. Avete coinvolto le scuole, avete coinvolto diverse realtà, proprio perché insomma l'obiettivo è quello di trasmettere anche dei valori, no? Sì. Oggi è il 12 di maggio, oggi è caduta la Serenissima nel 1797 e noi dimostriamo che la Serenissima c'è ancora nello spirito e nei fatti. Ecco, mi fermo qua. Allora, introduciamo un altro argomento, perché oggi pomeriggio, proprio oggi, 12 maggio, alle 17, al Caffè Pedrocchi, storico Caffè Pedrocchi a Padova, si terrà un'importante conferenza stampa degustativa, e già il nome rende l'idea, che insomma ci racconta qualcosa in più di questo progetto, insieme naturalmente a tutti gli enti che hanno fatto parte del progetto, ma anche a chi sarà protagonista. E chi sarà protagonista? Da una parte il gelato delle Dolomiti, dall'altra il tocco veneziano dei biscotti. Parto dal gelato però, perché sarà veramente questo gelato delle Dolomiti protagonista al Pedrocchi, perché verrà presentato un marchio e un prodotto davvero specifico. Ci fa capire qualcosa in più? E abbiamo anche delle immagini meravigliose del nostro territorio, delle nostre montagne e del gelato. Allora, parlare di gelato è sempre piacevole, il gelato è sempre un argomento molto piacevole, oggi lo è ancora di più perché parliamo del gelato delle Dolomiti. L'occasione è questa di ricordare anche dove è nato questo fenomeno, perché spesso ci dimentichiamo delle eccellenze del nostro territorio, no? Come raccontavi prima, alle volte le persone non vengono informate di quanto bravi siamo. I bellunesi spesso sono proprio così, sono bravissimi a fare delle cose, però si dimenticano di raccontarlo in Un po' giro. per carattere, no? Un po' per carattere, esattamente. Circa 200 anni fa, perché il gelato delle Dolomiti non è un'invenzione di oggi, ha quasi 200 anni di storia, i miei concittadini hanno iniziato per esigenze lavorative a migrare da questo territorio bellissimo, quindi hanno abbandonato la loro terra con il sacrificio che immaginate, e sono migrati all'estero, sono stati nella ex Jugoslavia, in Germania, ma tutto è iniziato in Austria, nella Vienna dell'Ottocento, in cui hanno iniziato a diffondere il nostro gelato. Il nostro gelato è un prodotto, un alimento molto semplice, che si è appunto diffuso partendo da Vienna con il carrettino dei gelati. Lì è stata la fortuna dei bellunesi, in seguito poi anche di tutti i veneti, che sono i promotori del gelato sostanzialmente in tutto il mondo. Quindi una storia antichissima, ma degli ingredienti freschissimi. Questo è un po' il gelato delle Dolomiti. Quindi una lista degli ingredienti molto breve, corta, materie prime freschissime e di qualità assoluta. Nei gelati al latte, qui per esempio viene utilizzato il latte biologico delle Dolomiti, ma chiaramente sulle montagne bellunesi non nascono i limoni, okay? Questo insomma è una cosa che sappiamo, e quindi andiamo in Italia principalmente dove è possibile a recuperare le eccellenze di questo meraviglioso territorio
trasformandole in un ottimo gelato fresco. Quindi il gelato dei Dolomiti che cos'è? Una tradizione antichissima, ma una grande innovazione dal punto di vista della distribuzione e della vendita di questo prodotto. Quindi questo gelato è disponibile nei negozi di prossimità, quindi dovete pensare al vostro negoziante di fiducia vicino a voi, oppure attraverso dei sistemi di distribuzione automatica. E poi adesso basta, non vi voglio annoiare di più perché il gelato bisogna assaggiarlo. Quindi direi che oggi al Pedrocchi è il momento giusto per assaggiare questo giovanotto di 200 anni, insomma, ecco. Già ci siamo ingolositi perché Sì. l'orario è anche quello giusto e vederlo, insomma, devo dire che ci ha davvero un po' sollevato l'umore per il momento. Andrea Seno, protagonista dell'evento, ci sarà anche questo tocco veneziano, ovvero il biscotto al tiramisù dell'isola di Burano, che appunto oggi pomeriggio viene presentato, ed è un biscotto al tiramisù innovativo. Lei ce l'ha portato in anteprima, potremmo dire. Che cosa ci può raccontare? Vi racconto che comunque nasce, diciamo, dalla base, pochi ingredienti come ha detto il nostro amico Piero Bon, e quindi dal bussolà buranello. Poi abbiamo aggiunto degli ingredienti particolari naturalmente per ricordare il gusto del tiramisù. Non potendo fare il mascarpone abbiamo scelto comunque di mettere un liquore che dà quel sapore marsalato al biscotto, abbiamo aggiunto il cacao, il caffè, e siamo arrivati, secondo noi, a un biscotto che, chiudendo gli occhi, sembra che si mangi un pezzo di tiramisù. Poi lo proviamo, Assolutamente, Poi lo ci sarà accoppiamo. questo Naturalmente tutto nasce dall'isola di Burano, dal negozio della Carmelina, che tra l'altro è la mia amatissima suocera, dove potete trovarla ancora fuori che dal benvenuto a qualsiasi cliente di qualsiasi nazionalità, perché ormai è diventata una meta quasi fissa per chi visita Venezia e Burano e vuole portare a casa il classico, diciamo, biscotto tipico dell'isola di Burano. Quindi la Carmelina è un'icona vivente che ancora potete trovare davanti al negozio. Chiedo alla regia se ci manda qualche immagine proprio del negozio di Carmelina, che sappiamo, insomma, è davvero un'icona a Burano, amatissima, con la sua ospitalità, il suo modo di essere così aperta e ospitale con tutti. Anche qui materie prime di ottima qualità, ricette tradizionali, insomma, davvero non manca niente. Assolutamente, come dicevamo la lista degli ingredienti è molto breve, quindi si va dai 5-6 ingredienti di base, dalla pasta frolla, dalle uova, dallo zucchero, dal burro e dalla farina naturalmente, e sono le porzioni che poi fanno la differenza. Noi le facciamo ancora come la ricetta antica, che siamo già la quarta generazione che gestisce sia il negozio che l'azienda biscotteria veneziana, che poi è nata da una costola della Carmelina. E quindi eccola qui, la signora ancora molto attiva in bottega, no? Assolutamente, la trovate qualsiasi ora, anche perché siamo aperti continuamente, quindi non c'è mai chiusura, solo 2 giorni all'anno, il resto è sempre aperto. Qui potremmo aiutarvi a lavorare qualche ora di meno, forse. Vediamo, da cosa nasce cosa sicuramente. Allora, si chiama Biscù, questo biscotto, insomma, che unisce il biscotto e il tiramisù. Come vi è venuta questa idea? Guarda, siamo sempre alla ricerca, noi abbiamo fatto anche una linea salata, facciamo anche una biscotteria salata, siamo sempre in evoluzione perché, come dicevo, i miei figli sono la quarta generazione ormai che portiamo avanti e cerchiamo di innovare, pur restando nella tradizione della tipicità veneziana, cerchiamo di allargarci. Noi sappiamo che il tiramisù ha origini negli anni 60-70 qua a Treviso, le beccherie dicono, poi c'è sempre una... C'è qualche contesa in atto, effettivamente. Io mi dovevo fare a qualcuno, quindi ho scelto quella più attendibile, fra virgolette, naturalmente. In realtà sul gelato i dubbi sono pochi, insomma, su questo qui siamo più fortunati. Lì ci sono le Dolomiti. Diciamo che noi non ci facciamo padroni di un gelato, di un prodotto che non abbiamo inventato, quindi lo diciamo, insomma, la nostra storia parla di un siciliano che ha imparato a fare il sorbetto dagli arabi e quindi è poi entrato in contatto con un familiare di un nostro cliente che è ancora operativo con successo in Austria e quindi ha insegnato a questo bellunese a fare il sorbetto arabo. C'è anche Marco Polo che ne parla nel milione del gelato, Marco Polo che aveva scoperto come producevano il ghiaccio. A noi questa storia non ci piace.
Ci racconta ancora qualche curiosità sui vostri prodotti, sulla biscotteria, che ha davvero una storia importante? È una storia importante perché comunque diciamo che Venezia non ha una storia nella biscotteria, diciamo che quella di Burano è diventata poi pian piano la biscotteria veneziana. Infatti noi adesso lavoriamo moltissimo anche con l'hotellerie, le grandi catene alberghiere, perché facciamo comunque le amenity, i gadget per le camere, per il benvenuto, e tutte le grandi catene alberghiere di Venezia vogliono naturalmente il prodotto tradizionale, e Carmelina in questo momento diciamo che è richiesta molto perché è l'emblema della tradizione e dell'originalità del territorio. Prodotti amatissimi naturalmente, non solo dai veneziani ma anche dai tanti turisti, anche sloveni, croati, no? Sì, noi lavoriamo naturalmente col brand Venezia, poi è logico che si apre un mondo proprio diciamo a livello proprio di esportazione all'estero. Ci deve essere un prodotto che sia originale e tradizionale dietro, ecco, magari l'immagine si aiuta, però poi se non c'è riscontro della qualità, e molti apprezzano anche la storicità, la tradizione, una storia che nasce con il prodotto, e noi ce l'abbiamo perché, ripeto, ormai siamo da quasi 100 anni che si produce sempre alla stessa maniera. Gustare un prodotto è anche conoscere la storia, la cultura di un territorio e tutto quello che sta dietro a un semplice prodotto che poi di fatto semplice non è. No, poi noi ultimamente facciamo anche delle esperienze, cioè con gruppi piccoli di turisti facciamo l'esperienza, mettiamo proprio le mani in pasta, gli facciamo fare i nostri biscotti e c'è una grossa soddisfazione che poi se li cuociono e se li portano via, quindi diventa anche un'esperienza che ormai è diventata anche un plus per il nuovo turismo. Poi quando Carmelina li accoglie con quel sorriso non ce n'è per nessuno. Impagabile. Vittorio Baroni, riprendiamo dai nostri documenti storici, dalle nostre insomma, testimonianze, in particolare, dico alla regia, dal computer vi chiedo di mostrare queste immagini che ci raccontano la preparazione dell'ammiraglia. Che cos'è? Sì. Allora, l'ammiraglia è un'idea che è nata nell'evento del Meeting Nord-Est a Venezia. Noi cercavamo, nelle intese firmate, un qualcosa che ricordasse le mude veneziane. Le mude erano questi convogli di barche che partivano da Venezia vuoti e commerciavano di porto in porto in tutto il Mediterraneo, perfino sopra le Fiandre, oltrepassavano l'oceano, e vendevano come i mercanti veneziani, compravano e vendevano, arrivavano a casa ricchissimi di prodotti e di soldi, stavano in quarantena nelle isole perché arrivavano da posti stranissimi, insomma, e le mude, noi volevamo fare la muda della cultura, infatti l'ammiraglia c'ha cultura, le eccellenze, lo sport, parte dallo sport, dalla regata con Yacht Club Venezia. L'idea è di Mirko Sguario, il nome dell'ammiraglia nasce da Mirko Sguario, che abbiamo detto, bene, cosa facciamo? Alza la mano, eravamo al Papadopoli a Venezia, all'hotel Papadopoli, con la Coldiretti e i partner, e lui ha detto, ma possiamo chiamare l'ammiraglia in onore di ammiraglio Agostino Straulino. E di stiamo vedendo delle immagini. E siamo andati a vedere Straulino, quella è la casa, questo è un video che abbiamo fatto io e mia moglie a Lussino, dove Straulino partiva la mattina per andare a scuola e faceva tipo 3 miglia con la sua barchetta, e c'è il suo molo, adesso lo vediamo là sotto, e lui andava a scuola là. E lui è nato lo Piccolo, è sepolto lo Piccolo, ha avuto proprio essere sepolto lo Piccolo. Ecco, scendiamo adesso, andiamo a vedere il vialetto, dove lui aveva il suo eccolo là, il suo muletto. Questa praticamente è una storia bellissima che è nata con Yacht Club Venezia, che poi ha coinvolto Pola, adesso quest'anno Rovigno, sempre Lussino, coinvolgiamo anche Chioggia quest'anno, e facciamo un qualcosa di, diciamo, sport più Europa, più eccellenze. Noi abbiamo scoperto le eccellenze. Il gelato e i biscotti sono già venuti allo Piccolo l'anno scorso con la gondola, poi lo vedremo alla gondola. Ecco, qua partiva Straulino, da questo muletto andava dritto, si faceva 3 miglia, andava a scuola, e lui è diventato il signor del vento, ha vinto le Olimpiadi, è stato comandante del Vespucci, leggenda della vela, lo conosco tutto il mondo, e noi adesso siamo pronti a presentare il bando dell'ammiraglia, anche lo faremo assieme a Mirko Sguario, ma volevo farvi vedere anche per la preparazione le foto. Ecco qua siamo già con le maschere, un po' prima se riusciamo ad andare alla preparazione dell'ammiraglia, sì, eccole qua siamo a Lussino,
quello è Straulino, lo vediamo un po' più in grande poi nell'immagine successiva, eccolo qua, quello è Straulino, eccolo qua, questo Straulino, ecco questo è il personaggio che ci ha ispirato e che onoriamo, è sepolto Lucian sua tomba Lucian, e da qua noi partiamo. Prima faccio un attimo una parentesi, io perché faccio queste cose? Perché ho fondato la Europa dell'Arte Nord-Est, perché ho questa ispirazione? Oggi l'ho capito un po' di più, perché qua c'è un bellunese e c'ho lui è di Fiume, ma è tra l'Istria e la Dalmazia, diciamo, il Quarnero, no? Mio padre era di Zara, è un esule, e ogni anno onoriamo questa, diciamo, 350.000 persone sono dovute andare via per colpa delle ideologie del Novecento, no? Che hanno devastato l'Europa nel Novecento, e che però noi adesso stiamo ricostruendo una cultura europea grazie all'Unione Italiana, grazie a Federesuli, a NVGD, alle associazioni di dalmati, di istriani, eccetera, eccetera. Noi ecco, stiamo costruendo qualcosa per superare queste ferite che sanguinano ancora. I vecchi ancora fanno difficoltà a parlare di queste cose. Noi della seconda generazione, io sono seconda generazione, mio padre è Zara, mio nonno era barbiere a Zara, sono dovuti scappare via, perché altrimenti andavano nelle foibe piuttosto che da altre parti. Un pezzo di storia che fa ancora molto male, sì. E noi lo ricordiamo ogni anno. Mia madre invece è di Belluno, dell'Alpago. Quindi ho un pezzo di montagna e un pezzo di mare che insieme, vedi, sono venute fuori oggi le cose. E quindi diciamo da qua nasce Europa dell'Arte Nord-Est, da ricucire una storia del Novecento che era bellissima prima, bellissima. La Serenissima ha seminato cose bellissime in tutto, fino al Mediterraneo, ma la Dalmazia, l'Istria, il Quarnero è pieno. Noi tra l'altro poi faremo delle mostre quest'anno. Ma noi come l'abbiamo fatto questa ricucitura? Non tanto con la controideologia o con la lotte, no, con cose concrete. Eccole qua le maschere, vediamo le maschere un attimo, se riusciamo. Eccole qua, Orsera. A Orsera hanno perfino fatto un monumento a Casanova, l'unica città che ha fatto, qua siamo a Fiume. E poi vediamo Lussino, ecco, abbiamo fatto queste maschere che loro hanno fatto, più di 120 persone hanno fatto maschere col maestro Carlos Barsesco, partendo da zero, da un calco, con la carta lana, e poi le hanno dipinte, le hanno decorate e le hanno indossate a Venezia. Ecco, questa è una delle tante signore che delle comunità italiane di Lucian Piccolo, ma anche Orsera, 8 comunità quell'anno, 2024 questo, fino al 2024, 8 comunità coinvolte, in 3 laboratori, come piace a Mari, no? Di diffusa, che fanno perno per altre comunità. Se andiamo avanti vediamo anche il carnevale. Loro hanno fatto quei vestiti là, li hanno fatti loro, hanno fatto maschere e vestiti. Con il teatro di Fiume, se non sbaglio, Mari? No, quella volta l'abbiamo fatto con il teatro di Pola. Col teatro di Pola. Quest'anno l'abbiamo fatto con Fiume. Con Fiume. Ecco, siamo saliti sulle barche portate dalla Gloria Rogliani. Qua siamo, ecco, queste sono maschere particolari fatte da Lussino con un'interpretazione di Casanova contemporanea, e abbiamo inaugurato il Carnevale di Venezia l'anno scorso. Qui sono le mega bautone, le bautone abbiamo chiamate, le abbiamo fatte anche con gli studenti delle scuole di Venezia, coinvolgendoli, e poi abbiamo fatto proprio l'apertura del Carnevale. Non so se abbiamo già delle immagini da far vedere. Vediamo se riesco a trovarle, con il Carnevale a Fiume? Sì, con il Carnevale a Fiume, sì. Eccole qui. Eccole qua. Qua abbiamo coinvolto anche le comunità, ecco qua siamo a Fiume, un carnevale, il più grande carnevale, forse uno dei più grandi d'Europa. Questi sono i Casanova fatti da fiumani, dalle varie comunità dell'Istria, del Quarnero, e poi abbiamo fatto, eccole qua, maschere, vestiti, ecco qua, questa è la parata che abbiamo fatto, con la coreografia. E poi abbiamo quella eccole qua, degli abiti del Settecento. E questo è rifare ponti, rifare quello che ha distrutto il Novecento, con cose concrete. Questa, gli imprenditori, le maschere, ma anche altro, le scuole. Se andiamo a vedere poi, quindi chiudiamo questa parte, la carta di Fiume. La carta di Fiume è praticamente impostata tutta sul concetto della Convenzione di Faro, che è una convenzione europea, firmata prima dalla Croazia e poi dall'Italia e poi da tutti gli stati dell'Unione Europea, eccola qua, che dice che praticamente noi siamo artefici del patrimonio culturale e quindi anche del patrimonio del Settecento, dell'Ottocento, del Seicento, fino ad arrivare
ai 1600 anni di Venezia, perché ad esempio parliamo di città come Montona, dove venivano costruite, diciamo, l'arsenale, le navi della Serenissima, avevano questi boschi di San Marco diffusi un po' in tutto il Mediterraneo e l'Adriatico. Montona è un bosco antico famosissimo dove si piegavano queste querce per poi portare l'arsenale piegati, venivano fuori dei capolavori per le barche. Ma la Carta Europea di Fiume parla proprio del patrimonio culturale. Qua siamo saliti sulla, vedete quella è una nave, questa nave qua era la nave, si chiama Marina. Mia moglie anche su 25Venice.press ha fatto un articolo bellissimo, e più di uno. Il papà della comunità del presidente della comunità di Lussin Piccolo, Sanin Zoretic, comandava questa nave che partiva da Venezia, faceva Venezia, Pola, Lussino, Zara. E questa nave adesso è un hotel, si chiama Botel Marina, ed è ormeggiato davanti a Fiume, e l'abbiamo fatto la festa con 200 studenti che arrivavano da tutto il Veneto, dall'Istria e dal Quarnero, e abbiamo pranzato là a bordo quel giorno che abbiamo firmato la Carta di Fiume. È bellissimo sentirti raccontare, insomma, tutti questi aneddoti, davvero, insomma, molto importante, molto curioso anche capire quello che è il legame davvero molto molto stretto. Allora, chiedo alla regia conferma, dovremmo avere una piccola pausa di pubblicità. Io saluto e ringrazio davvero moltissimo Andrea Seno, titolare di Biscotteria Veneziana. Lo ritroveremo oggi pomeriggio al Caffè Pedrocchi per questo connubio dei prodotti e con la presentazione di Biscù, il biscotto al tiramisù. E grazie davvero di essere stato con noi, grazie davvero. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità insieme anche ad un altro ospite che ci racconterà di un altro legame molto importante, che questo passa invece nel volo. A tra poco. Ok. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta. Stiamo parlando di un progetto, si chiama Stile Italiano, ma insomma la nostra conversazione sta andando su tante tematiche, ma insomma il fulcro è questo progetto tra Italia, Slovenia e Croazia che promuove le eccellenze locali. E io riparto da Marin Corva, presidente della giunta esecutiva di Unione Italiana, perché Unione Italiana ha firmato insieme a diverse altre collaborazioni questo progetto. Che cosa fa Unione Italiana? L'Unione Italiana è un'organizzazione di circa 30.000 persone, riconosciuta a livello internazionale, ovviamente nell'ambito del nostro contesto. Esiste un accordo tra Italia e Croazia ratificato da ambo i parlamenti negli anni 90, dove in effetti i due paesi riconoscono la presenza delle comunità, ovviamente da parte nostra, della comunità italiana, qui in Croazia della comunità croata, e in pratica concordano sulla promozione di quello che sono le tradizioni storiche, secolari, millenari addirittura nel nostro contesto, della presenza italiana in Croazia e Slovenia. E dunque questa organizzazione, che nasce nel 91, ovviamente diciamo un po' così da altre istituzioni nate ancora prima, i circoli di cultura italiana nati nel secondo dopoguerra ovviamente, e in effetti la base dell'Unione Italiana sono le 52 comunità degli italiani che operano su tutto il territorio della Croazia e della Slovenia. Ne abbiamo 7 in Slovenia, le altre operano in Croazia. Siamo un po' sparsi su tutto il territorio. Prima faceva presente Vittorio la questione della Serenissima. Noi in realtà siamo la prova che la Serenissima come concetto esiste ancora, perché effettivamente la nostra provenienza della maggior parte di noi è effettivamente della zona del Veneto, del Friuli, e parte anche del Bellunese, quello che è la comunità che opera nell'entroterra croato, che come giustamente Piero Bon diceva prima, effettivamente durante il periodo austro-ungarico l'Austria poi spostò la popolazione di qua e di là, e effettivamente una parte di questa popolazione della parte di Belluno e Longarone si è spostata nell'entroterra croato, chiamiamolo così anche se poi faceva parte dell'impero austro-ungarico, perché c'era una grande presenza di materia prima che poi è stata sfruttata. Però diciamo che la maggior parte della nostra popolazione vive sulla costa, e effettivamente così un po' una continuazione della Serenissima. Tra l'altro il nostro
dialetto, la nostra lingua riconosciuta quale bene immateriale della Croazia, cioè, la base è il Veneto e anche le nostre origini. Ecco, abbiamo fatto un po' di ricerca, effettivamente, ecco, posso dire per la mia famiglia, il mio cognome è originario della zona cioè di Pordenone. Esiste ancora un piccolo borgo effettivamente che si chiama Corva, e quello che facciamo in effetti nell'ambito di 7 settori, che sono poi i settori della giunta esecutiva, che si occupano di comunità, di scuole, di istituzioni, di cultura, di giovani ovviamente, poi di comunicazione, imprenditoria nell'ambito, ecco, proprio del progetto Stile Italiano. Poi c'è un settore, diciamo, più tecnico, cerca di mantenere la lingua e la cultura italiana sul territorio, però ovviamente mantenere l'identità, quello che, ecco, di cui andiamo molto fieri, nonostante la grande ferita che abbiamo subito con l'esodo, perché io posso parlare ovviamente della mia famiglia, l'80% dei miei familiari hanno dovuto abbandonare quelle terre, e gli altri ovviamente hanno sofferto poi i grandi cambiamenti del Novecento, però ecco, non vogliamo concentrarci su quello, vogliamo concentrarci su quello che ci unisce, e appunto questo accordo che prima dicevo è effettivamente quello che unisce noi con quella che noi chiamiamo la nazione madre. Qui, ecco, mi preme anche ringraziare sentitamente l'Italia, che attraverso il Ministero degli Affari Esteri ha anche sostenuto il lavoro dell'Unione Italiana, delle nostre istituzioni. Un dato sicuramente molto interessante è che sul nostro territorio abbiamo 21 istituti scolastici che operano interamente in lingua italiana, dunque il programma è interamente in lingua italiana, e abbiamo 17 sezioni prescolari su tutto il territorio. Abbiamo una specificità che è un po' diventata un unicum in Croazia, che noi pubblichiamo un quotidiano che esce dunque quotidianamente, è La Voce del Popolo, è tra l'altro il quotidiano più longevo di quel territorio, perché nacque ancora più di 130 anni fa, che è un'ulteriore conferma della nostra presenza secolare. E poi abbiamo anche una compagnia teatrale, che è l'unica compagnia teatrale stabile al di fuori del territorio nazionale, che opera interamente in lingua italiana. E dunque, ecco, per fare un po' la sintesi della cosa, noi ci sentiamo ancora parte dell'Italia, in particolar modo siamo legati a questo territorio vostro qui, insomma, che poi è un po' nostro, il nostro territorio d'origine. E dunque, quando abbiamo avuto il primo incontro con Vittorio e gli altri amici, è stato più che naturale la sottoscrizione di questo accordo, che l'abbiamo sottoscritto alla Fenice nel 2023 ad ottobre, che in pratica è un po' stato la rampa di lancio, diciamo, per tutti gli altri progetti, e ne andiamo tanto fieri. E ce ne sono molti, poi li racconteremo anche molto brevemente. Saluto e ringrazio, ci ha raggiunto Raffaele Ambruoso, amministratore delegato dell'aeroporto Nicelli al Lido di Venezia. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a lei. Buongiorno, che tra l'altro, se non sbaglio, è tra i più antichi scali commerciali d'Italia, quindi ha davvero una storicità molto molto importante. L'aeroporto nasce nel 1926, quest'anno compie 100 anni. Siamo annoverati come uno degli aeroporti più belli del mondo, perché in effetti abbiamo conservato lo stile di allora anche a livello di arredamento. Abbiamo un art déco all'interno dei nostri arredi, ma non solo. In ogni caso abbiamo sviluppato la questione anche dei voli, degli aerei, che a noi arrivano degli aerei che portano anche i cosiddetti VIP, piuttosto che voli in elicottero. Nel 2023, insieme al signore che ha parlato prima di me, abbiamo sottoscritto anche noi un accordo per collegare la sponda nostra veneziana con quella adriatica. E come lo fate? Con questi? Siamo partiti adesso con un idrovolante che in effetti è un anfibio, infatti lo vedete che sta decollando dall'erba e ovviamente ammara anche in acque, che siano anche laghi, piuttosto che fiumi, piuttosto che specchi d'acqua di mare. Oggi in via sperimentale siamo in grado di andare fino a Lussino anche, uno degli aeroporti più lontani che ci siamo comunque messi nelle nostre rotte. Ovviamente potremmo portare massimo 2 passeggeri con i bagagli, per il semplice fatto che stiamo cercando di alleggerire il peso degli scarponi che ha questo idrovolante,
per fare in modo che possano poi portare 4 passeggeri, in modo che il costo dei passeggeri possa essere ridotto. È un progetto vero e proprio di rilancio, no? È un progetto di rilancio, nasce già 2 anni fa. La prima cosa, abbiamo abilitato ovviamente a livello commerciale questo aereo, questo è provvisto di COA, vola sotto la direzione dell'Aelia. L'Aelia è una società che si occupa appunto di voli commerciali, quindi non è un volo da turisti da domenica, è un volo commerciale a tutti gli effetti. Vittorio, torniamo alla nostra ammiraglia con le tante foto e i tanti documenti che ci hai portato. Sì, intanto io direi che l'ammiraglia è un elenco enorme di partner, tra cui anche le televisioni. Abbiamo Telecapodistria, noi ci farebbe piacere avere anche il gruppo di Media Nord-Est, no? Giusto? Certo, Media Nord-Est. Prossimo per quest'anno, se ci piacerebbe avervi. È un gruppo veramente composito. Se andiamo a vedere la foto di gruppo, quando l'abbiamo presentata l'anno scorso, eravamo a Palazzo Ferrofini, e vedete che abbiamo anche qua la console che oggi sarà presente con noi al Pedrocchi, abbiamo la direzione marittima nel nord del Veneto, abbiamo gli ingegneri, abbiamo Aliata, abbiamo la Confcommercio, abbiamo Pol, abbiamo Yacht Club Venezia che NVGD. Ecco, io vorrei anche, poi faremo vedere alla fine una immagine che siamo stati anche alla Barcolana quest'anno. L'anno scorso siamo stati ospiti dell'NVGD, abbiamo consegnato il leone di San Marco al sindaco di Trieste. Ma se andiamo a vedere qualcosa che vi detto, eccolo qua siamo col sindaco di Gorizia e Marincorva a Pola. Lui è venuto a portare, a onorarci con la sua presenza come capitale europea della cultura Nova Gorizia, e là abbiamo dato un ricordo anche a lui. La vedete, c'è Mirko, qua siamo con le premiazioni delle donne. L'ammiraglia è fatta di tanti equipaggi, da tutta Europa arrivano ormai. L'anno scorso abbiamo avuto 15 barche, quest'anno speriamo di farne qualcuno in più, abbiamo 25 come numero, e andiamo a vedere anche il taglio del croccante. Qua sono con l'ambasciatore Trichilo, stiamo tagliando, questa è un'usanza che c'è a Lussino, è ben augurale. Stiamo tagliando con una spada, vedete, col presidente Sani Zoredic della Comunità Italiani, col direttore dell'Interturismo, questo croccante che ha vinto anche Guinness dei primati, 2 metri e passa, e si mangia, con il croccante di mandorle, si mangia un pezzettino e porta fortuna. Ecco, vedete, qua siamo invece con il sindaco di Trieste, lo vedete, e con il presidente NVGD, che è anche il presidente Federesuli, con gli amici di Fertilia, che è una città anche qua costruita da esuli in Sardegna, è bellissima, e qua siamo proprio allo stand della Barcolana. Ecco, io direi che qua possiamo andare a vedere un attimo un'altra cosa bellissima che è successa a settembre dello scorso anno. Ospiti sempre di Lussino, abbiamo portato col presidente, che sua moglie è croata, di Zagabria, parla benissimo italiano, lui vivono a Venezia, hanno un ragazzo, un figlio bellissimo, e abbiamo fatto questo, vedete? Abbiamo alzato la sua gondola, qua siamo ospiti del Boscolo Bialivano alla Scomenzera, abbiamo alzato la gondola, la sua gondola, e l'abbiamo con i coristi del Coro Serenissima Venezia, l'abbiamo caricata in questo camion di DSC Fiorini, presidente sezione piccole imprese di Confindustria Veneto Est, e l'abbiamo caricata, l'abbiamo portata a Lussino, andiamo a vedere poi a Lussino. Permettetemi, Sì, ecco qua siamo già in acqua. Qua siamo in acqua a Lussino. Abbiamo fatto qualcosa come non so quante migliaia di persone su e giù spola, e poi tutte queste foto, questi video che hanno fatto hanno portato in giro per il mondo Lussino e la gondola, che vabbè, la gondola non c'è bisogno, ma a Lussino abbiamo fatto il calcolo che hanno visto 2 milioni di persone, questi. Un enorme successo ha avuto. Qualche altra immagine magari, se possiamo, così velocemente. Ecco qua abbiamo portato anche un'altra eccellenza. Magega di Burano, sono a Burano e anche a Burano, loro sono maestro artigiano del vetro, Bon, e ecco qua c'era prima con noi la Carmelina, il merletto di Burano, un'altra eccellenza, la pigione merlettaia, e qua abbiamo sopra il Neresina e il Veliero, abbiamo cantato le canzoni dell'Adriatico veneziane. E poi cosa c'è ancora? Ecco qua il pittore ha fatto i quadri di Lussino. E qua siamo con gli ingegneri ancora, e con Balbi, e col presidente, anche ex presidente dei gondolieri, che è consigliere comunale con la delega del Comune di Venezia alle tradizioni veneziane, alla gondola. Abbiamo fatto qua abbiamo fatto
il Test Mediterraneo, il Festival del Gusto. Tra l'altro quest'anno tutta la regione del Quarnero è capitale europea del gusto, vero Mari? Sì, vero. E là c'è una, con la Giupania, mi pare, con la Giupania, con la Contea, Primorsko-Goranska, Litoranea Montana, hanno quest'anno un grande successo, e qua è la gondola al tramonto, guardate che effetto. Quelle sono le colline, le montagnole di Lussino che guardano Cherso. Allora, abbiamo parlato di tanti prodotti, come li mettiamo in relazione? Come li portiamo da una parte all'altra del nostro mare? Come li portiamo? Beh, non so se... Noi siamo disposti comunque a fare qualsiasi cosa. Ma anche il gelato? Anche il gelato. Ci sta in questo... Ma bisogna innanzitutto abilitare un aereo al trasporto, una sorta di cargo, perché dovrà avere tutto quello che prevede le norme igieniche a trasportare un alimento. Ma non è detto che il nostro idrovolante possa farlo, basta all'interno forse avere, parlando così per informazioni ricevute, all'interno un frigorifero che deve essere collegato ovviamente sempre all'alimentazione, deve stare ovviamente in temperatura controllata, e portare il gelato in pochi minuti dall'altra parte della nostra... Dalle Dolomiti con l'aereo e via. Fino in Croazia, Potrebbe piuttosto che in essere Slovenia. una svolta, no? Piero Bo. Potrebbe essere, però io preferisco portarlo in barca con Vittorio, sono sincero. Nonostante la mia sia una famiglia di aviatori storica, ma io preferisco impiegherete 5 giorni, vi arriverà dall'altra parte stagionato, noi invece impieghiamo 40 minuti. 40 minuti, dal Lido fino a Lussino. fino a Lussino. Con questo, e col turbo Erika? Più o meno, diciamo 10 minuti in meno anche. Ah, 30, ecco. Gelato al volo. Gelato al volo. Tra l'altro ci raccontava poco fa fuori onda che insomma c'è anche una particolarità, una macchina molto antica per fare il gelato che oggi vedremo al Pedrocchi. Alice, vuoi svelare tutti i nostri segreti Qualcosina, subito? non tutto. Allora, racconteremo un po' di segreti nel tempo, anche attraverso i social network, quando chi ci seguirà. Oggi vi sveleremo al Pedrocchi un segreto, il segreto di come si fa il gelato al limone da 150 anni. Quindi sveleremo la nostra ricetta del gelato al limone. Sarà presente un'antica macchina del gelato che, grazie ai gelatieri Zoldani, farà il gelato al momento con una macchina priva di elettricità, quindi sfruttando il concetto del ghiaccio e del sale appunto che abbiamo imparato dal mondo arabo. Quindi è anche un modo di fare cultura, di far vedere alle persone come nasce il gelato, perché spesso c'è questa diciamo, non conoscenza del prodotto di cui parlavamo, insomma, non conoscenza del prodotto, non conoscenza anche del territorio. A quando risale questa macchina? Non so dire l'anno preciso, credo che sia di inizio secolo, grosso modo. Perché naturalmente andando a mano, naturalmente non ha elettricità o altri metodi. Il problema era il ghiaccio, no? Il problema non era fare il gelato senza energia elettrica, era possibile, ma serviva il ghiaccio. E quindi spesso e volentieri le gelaterie sono nate dove era reperibile il ghiaccio, perché Vienna o perché anche altre capitali europee, proprio perché appunto il ghiaccio era presente per altri utilizzi, e quindi i gelatieri si sono aggregati a questa logistica per poter fare il gelato. E a Venezia il ghiaccio scendeva giù attraverso il Piave con i zattieri. Addirittura, non erano tronchi quelli, Vittorio, no? No, lo caricavano, e addirittura facevano le sculture. Quando arrivava un imperatore a Venezia c'era lo scultore che faceva delle opere con il ghiaccio che arrivava giù dal Cadore. Che è una storia che non conosco. Sì, e lo scalpellavano e facevano in onore suo la statua di ghiaccio. Sì. Allora si può pensare a questo ulteriore connubio, questa ulteriore insomma, iniziativa? Ma si può pensare a qualsiasi iniziativa. Ho già detto prima che noi siamo pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Non raccogliamo le sfide, come anche quella ho sentito prima, la regata dell'ammiraglia. Loro andranno in barca, noi possiamo sorvolare magari le loro barche e fare anche da supporto tecnico piuttosto che di sicurezza. Noi siamo pronti, l'aeroporto Nicelli è a disposizione di ogni sfida. Io penso di rappresentarlo anche, rappresento la voce anche dei miei colleghi in aeroporto, perché in buona sostanza io sono l'amministratore delegato, ma abbiamo un consiglio di amministrazione composto da tre persone che hanno 3 esperienze diverse. Una persona si occupa di imprese, di eventi e quant'altro, uno si occupa di sistemare l'aeroporto e io invece sono un professionista e per tale motivazione metto la mia esperienza in ambito di gestione di una impresa.
E chissà che non si riesca a mettere in piedi qualche altra collaborazione. Abbiamo l'ultimissimo minuto a nostra disposizione, Vittorio e Marin. Sì, io vorrei fare un passaggio velocissimo all'ultimo Carnevale a Venezia perché merita. Solo il Carnevale a Venezia, foto in Piazza San Marco. Ce l'abbiamo, arriva. Velocissimo e poi proprio una battuta finale. Eccola qua. Questa è una foto che ci ha scattato Elisa Andreoli. Eccole qua, questa è una sintesi di 3 video, eravamo in piazza in tutto il Canale Grande, meraviglioso, una grande ospitalità di vela del Comune di Venezia. Questo è il papà, Massimo Andreoli, che ci ha portato là, che ci ha fatto l'accoglienza sul palco di Piazza San Marco. Qua abbiamo fatto il parterre a Bar San Marco, ti ricordi? Sì, mi ricordo. E niente, che dire, Marin? Ultimi 30 secondi per voi, per raccontare anche i progetti che sono in partenza. Ma sì, in realtà ecco, oltre alla Miraglia abbiamo il progetto con le scuole, abbiamo il progetto delle maschere, abbiamo tanti progetti insomma anche culturali. Adesso non possiamo sì, Carpaccio senz'altro, ma non ce la facciamo rivelare tutti. Quello che in effetti vorrei dire come commento finale è effettivamente che tutto quello che è stato detto oggi in effetti parte da questa intesa di qualche anno fa, perché effettivamente era questo il senso, collegare il vecchio territorio della Serenissima. E poi anche l'ipotesi del Bosco di San Marco, insomma ci sono valorizzare tutto quello che ha seminato di buono la Serenissima nel corso dei secoli. La frattura, oggi è l'anniversario del 12 maggio della caduta, l'ultimo consiglio, il maggior consiglio della Repubblica con l'ingresso di Napoleone. Ecco, noi vogliamo non ovviamente far niente contro lo Stato italiano, ma noi vogliamo recuperare e promuovere la storia di Venezia nei fatti, concretamente, tra Italia, Slovenia e Croazia, con stile italiano e con l'Unione Italiana e con tutti i nostri amici partner. E oggi facciamo insomma un passo piccolo ma importante con Alpedrocchi, la presentazione del progetto Stile Italiano nel nord-est europeo tra Veneto, Slovenia e Croazia. Questo è il nome completo. Siamo in chiusura, io ringrazio davvero di cuore Marin Corva, Presidente della Giunta Esecutiva Unione Italiana, grazie. A voi. Alberto Pierobon, amministratore delegato di MAP3 Studio, grazie. Raffaele Ambruoso, amministratore delegato dell'aeroporto Nicelli e Lido di Venezia, grazie a voi. Grazie di cuore. Vittorio Baroni, fondatore di Europa Adriatica Nord-Est, ringrazio ancora Andrea Seno che è stato con noi nella prima parte, titolare di Biscotteria Veneziana. Grazie per averci raccontato insomma, tutta questa progettualità che fa sicuramente bene al nostro territorio. Grazie a voi di averci seguito da casa, a Simone Merlo e a Marco Galiazzo in regia. Vi auguro un buon proseguimento di giornata in nostra compagnia. Arrivederci. Bene, ce l'abbiamo fatta. Visto?